Un altro passo avanti del progetto di Tessidores della NUR di Torino Fancello, e si incontrano vecchi e nuovi amici respirando un'area di amicizia. Sul libro e sulle poesie di Pietro Soggia ci sarebbero tante cose da dire, a cominciare dal raggruppamento delle poesie dedicate allo spazio, al tempo e all'uomo. Quando ho letto queste poesie mi sono accorto che il modo di vivere lo spazio e il tempo è una questione che riguarda ciascuno di noi e tutti noi come comunità. Ne abbiamo la responsabilità, e come se ce l'abbiamo, del nostro spazio e del nostro tempo. La poesia di Pietro Soggia ci spinge a pensare a come noi tutti, amministratori e comunità, lo viviamo e lo pensiamo, il nostro tempo e il nostro territorio. A chiederci come viviamo nello stesso spazio che Pietro Soggia ben descrive nella poesia iniziale intitolata Vita mia. La poesia è la memoria di tutti quelli che sono vissuti in questo luogo ed è anche l'apertura al nuovo delle generazioni, passato e futuro dunque. Quel che vedo anche adesso, questa sera, è una coralità di voci e di persone che si riuniscono in nome della poesia con generosità ed amicizia. Forse è davvero questo l'obiettivo di Tessidores, è proprio la creazione di momenti come questo, che sono un regalo per tutti. Tessidores è un progetto per la conoscenza, la valorizzazione e la conservazione del nostro patrimonio poetico e della nostra identità come paese e come comunità. Il Comune la sostiene sin dall'inizio con un impegno che forse è anche modesto, ma che per il nostro bilancio è una cifra importante. Forse non basta e il prossimo anno chiunque amministri potrebbe aggiornare l'impegno e magari trovare altre forme per sostenerlo. Intorno ai Tessidores e alla loro poesia si è costituito un bel gruppo di sostenitori e di amici della stessa poesia che contribuiscono all'iniziativa con i loro prodotti e con la loro generosa presenza. Per finire, la poesia è una forma raffinata della nostra cultura e noi non possiamo che riconoscerla e valorizzarla per la sua importante funzione che ha nella nostra comunità dorgalese. Grazie. E adesso facciamo un grosso applauso tutti insieme per il coro Brame Seda. Grazie.
06. Coraggio! Questa è la prima volta che canto con un bambino in mano, quindi si cammina con l'altro bagaglia e fatta. In tutto il suo onore l'importanza che tiene questa poesia non mi dà quando abbiamo mantenuto. Date pure un verbo ai cari su questi anni di quel panzera, ma non si primo terzo, un po' più seria, e poi va adesso una tirata a Parigi. Alubalamu subalu torrau, que hizo leminar flor de esa vida. Gustosa e colorita.
Grazie a Antonello Testone che ci assiste con la luce, ci illumina l'immenso. Dunque, Recchi in Arteballo, il gruppo musicale che abbiamo qui al mio fianco.